Buonasera cari amici di Toscana Sprint, le immagini che vedete sono della ditta della System Data nel comune di Capannori per il 10° trofeo Ciclo Team Sanginese, il trofeo Andolfi Riccardo e il primo trofeo Torelli Paolo, gara organizzata dal Ciclo Team Sanginese per le categorie amatoriali, corse al mattino. Qui vediamo proprio il pregala, abbiamo visto prima anche Francesco Fiorenza, uno dei partnership di questa manifestazione con i suoi integratori. Qui vediamo ovviamente uno degli sponsor principali, soprattutto la ditta della System Data di Stefano Silla, che è uno degli sponsor di questa manifestazione, ma ovviamente main sponsor, sponsor principale, vedendo anche che permette che le operazioni, ovviamente ad esempio della consegna dei numeri e della registrazione, vengano proprio fatti presso il suo stabilimento. Qui vediamo ancora le immagini proprio dei vari atleti, ovviamente nelle categorie amatoriali rispetto alle categorie abituate a vedere quelle giovanili. Di solito ogni persona viene per conto suo, anche se ovviamente ci sono le ammiragli, ci sono tutti ovviamente dietro. Qui vediamo il presidente, il dinamico presidente del team ciclistico sanginese, Claudio Andolfi, che l'abbiamo visto sempre pronto a organizzare, ma non solo a organizzare, ma anche a essere vicino alle manifestazioni sportive, perché molte volte lo abbiamo visto anche nelle corse giovanili al seguito magari per qualche moto scorta e così. Vediamo proprio ormai qui un'altra sicurezza, ovvero quella di oggi, la sicurezza stradale che è stata affidata. Qui vediamo Domizio Spadi che sta facendo la riunione con i suoi ragazzi della Moto Guzzi di Prato, a cui oggi è affidato, il gruppo Moto Guzzi di Prato è affidato proprio la moto scorta. Qui abbiamo ancora le immagini, fra un po' vedremo la partenza. La prima partenza sarà quella delle categorie che vanno dalla M5 alle donne, cioè M5, M6, M7, M8 e le donne. Questi saranno i primi. Ci sono da percorrere 5 giri del circuito, 5 giri più un giro ovviamente con la salita, quindi un giro con la salita per ovviamente la salita intera. Le altre volte viene fatta la salita diciamo più breve, quindi qui vediamo che gli atleti si stanno schierando per duellare per questo 10° trofeo Ciclo Team Sanginese, il 10° trofeo Andolfi Riccardo e il primo trofeo Torelli Paolo. Qui ovviamente sono, ricordiamo, le batterie che vanno dalla M5 alle donne M5. Qui vediamo un altro dettaglio, Daniel Guidi, JD Speaker, qui vediamo Claudio Andolfi che dà il via e si sposta subito, pronti, partenza ufficiale. Abbiamo visto prima Daniel Guidi che sarà in moto per la diretta ovviamente della gara, era in gara proprio per fare la sua diretta, quindi anche sempre presente, sempre pronto con nuove idee Daniel Guidi, in arte JD Speaker. Qui vediamo che sono gli atleti subito del Team Stefan, una delle formazioni di riferimento che hanno preso la testa della corsa. Abbiamo visto che il via, ripeto, è stato dato da Claudio Andolfi, che con la bandierina ha dato il via e si è spostato subito, avendo ovviamente forse paura che partissero a tutta, però così non è stato. Vediamo anche gli atleti della Via Elisa, scusate, lì davanti, insomma gruppo che comunque sta marciando a un'andatura sì forte, ma non così forte da preoccupare. Comunque qualche formazione si sta già muovendo per fare qualcosa, quindi bisognerà stare assolutamente all'occhio. Qui vediamo, stiamo facendo passare tutto il gruppo, è un gruppo molto molto folto, anche perché comunque raggruppa ben 5 categorie, ripetiamo M5, M6, M7, M8 e le donne. E qui siamo all'8° chilometro di gara, c'è un atleta in fuga, maglia del Team Stefan, la sagoma è quella di Fulvio Valentini, apprezzatissimo biomeccanico ormai da anni, anche passato da qualsiasi cosa. Si va dalle categorie giovanili, quindi esordienti, allievi, fino anche al professionismo. Quindi ormai chi non conosce Fulvio Valentini, chi non lo sapesse, lo sta vedendo nelle immagini, Fulvio Valentini è anche un discreto atleta che vanta anche delle vittorie e è riuscito a vincere anche quest'anno qualche corsa nelle categorie amatoriali. Quindi per chi non lo sapesse, questa è una chicca
chi non sapesse della grande, comunque la maggior parte lo sa, conoscendo Fulvio, che è uno di quegli, che è un atleta imperterrito. Vediamo anche passare Daniel Guidi, che oggi viene montato da Domizio Spadi. Dietro sono gli atleti della formazione della Via Elisa, che stanno facendo, ora sono 3 in blocco a fare l'andatura, l'inseguimento. Vantaggio per Fulvio Valentini da solo, prima era con Nicolosi, sempre della Via Elisa. Purtroppo l'atleta della Via Elisa non è riuscito a tenere la ruota proprio di Valentini, e quindi è rimasto da solo al comando. Vantaggio dell'atleta del team Stefan, che vediamo avere dei compagni davanti che stanno cercando di rompere i cambi. Un primo vantaggio di 1 minuto preciso per l'atleta del team Stefan. Valentini prova l'azione, non è difficile prevederlo, essendo uno degli atleti che ci prova sempre. Fulvio quando è in gara ci prova sempre ad animare la corsa. Ancora siamo piombati con le immagini sul battistrada, siamo al 18° chilometro di gara, vantaggio che è un po' sceso per Valentini. Ancora qui vediamo si sta alzando sui pedali su questo, diciamo, strappo. Su questo strappo è un percorso, ripetiamolo, che all'ultimo giro vedrà la salita, la salita intera, anche se qui è un bello strappo. Vediamo che continua ad alzarsi sui pedali l'atleta del team Stefan, che dietro aveva, comunque dietro le operazioni di inseguimento erano a carico del team del gruppo sportivo Via Elisa, che stava ovviamente facendo l'andatura. Qui siamo in cima allo strappo, adesso ovviamente indurirà il rapporto, anche se dobbiamo dire ha affrontato questo strappo con un rapporto abbastanza lungo, anche perché non era impossibile come salita, assolutamente era abbastanza abbordabile, però comunque sia, lo abbiamo visto più volte alzarsi sui pedali Fulvio Valentini, e non potrebbe essere altro vedendolo lì ha una bellissima pedalata. Vantaggio ultimo rilevamento tempi, dava 1 minuto. Adesso andiamo, li lasciamo andare, sempre Daniel Guidi dietro, e vediamo che allora il vantaggio è sceso perché è una ventina di secondi ora il vantaggio. Ci prova Manfredi della Incosport, prova a venire via l'atleta della Incosport, proprio sta cercando di venire via in questo momento Manfredi, che sta cercando proprio di uscire dal gruppo che era tirato prima dagli atleti della Via Elisa. Ma guardate i compagni di squadra di Valentini che stanno subito andando a cercare di chiudere. Vediamo ancora di chi si tratta, l'atleta che sta rientrando su Manfredi. Vediamo, dovrebbe essere Pier Federico De Guasta del team Stefan, ed è così, è proprio De Guasta che è rientrato su Manfredi, e ora ovviamente non collaborerà avendo il compagno di squadra davanti. Valentini 20 secondi, ci riprova però imperterrito ancora, non molla un secondo Manfredi, che ci riprova subito, ma il gruppo sembra essere sempre lì vicino. Primo piano per De Guasta del team Stefan, lavoro di squadra per lui, andare a riprendere l'atleta della Incosport e a rompere i cambi. Siamo tornati con le immagini sul battistrada, siamo ormai al 24° chilometro di gara, sempre lì la moto di Domizio Spadi che diciamo oggi che aveva un ruolo importante, quello per la diretta di Daniel Guidi, che è sempre lì ovviamente sul battistrada. Non si è perso un attimo di pedalata del battistrada da quando è nata la fuga con Nicolosi, che poi ovviamente è venuto via. Qui ora l'ultima curva, siamo davanti proprio al System Data, che ovviamente è lo sponsor, il main sponsor non solo della manifestazione, ma anche ovviamente non solo della manifestazione, ma anche della squadra, della Ciclo Team Sanginese. Lo lasciamo andare un attimo, lo lasciamo in compagnia di Daniel Guidi, il battistrada, piombiamo dietro, vantaggio minimo perché il gruppo ci riprova un'altra volta Manfredi, ci riprova ancora Manfredi, che parte di nuovo dalle retrovie quando gli atleti della Via Elisa stavano facendo l'andatura. L'atleta della Incosport prova di nuovo ad uscire, ancora coraggio per questo atleta che non si dà per vinto. Ci aveva provato prima, era stato De Guasta ad andare a chiudere su questo, sull'attacco di Manfredi, per andare a chiudere su quello che poteva essere un tentativo di ricongiungimento con il suo compagno Valentini. Arriva anche un altro atleta all'inseguimento di Manfredi,
Manfredi che è riuscito, questa volta sembra che il gruppo abbia lasciato fare, anche perché gli atleti dello Stefano hanno visto che il vantaggio è minimo, 200 metri viene segnato, sono sempre gli atleti della Via Elisa che stanno facendo l'andatura in testa al gruppo, sono due atleti adesso, poi sempre De Guasta lì nelle prime posizioni, quindi bravo anche l'atleta dello Stefano che sta cercando di rompere assolutamente i cambi. Vediamo, siamo ormai lì, sempre lì, il vantaggio era minimo del battistrada, quindi bisognerà un po' vedere come andrà a finire, però il vantaggio, vediamo se Manfredi poi riuscirà ad accodarsi, a fare l'andatura davanti al gruppo era Fabio Sodini, dietro di lui c'era il compagno di squadra sempre della Via Elisa. Si trattava di Luciano Parlanti, i due atleti erano lì davanti che stavano facendo la datura, arrivano anche gli atleti del Team Stefan, intanto Valentino era stato ripreso da Manfredi e niente da fare, Manfredi che ora sta cercando, continuando di rimanere lì davanti nelle prime posizioni del gruppo, ma non sarà facile, ricordiamo anche i due, il giudice di gara e cosa. Intanto ci sta provando in questo momento, ci sta provando in questo momento, dopo essere stata ripresa la fuga, Alessandro Spampani della Olympia Cycling Team. Ci sta provando Spampani, il gruppo però viene segnalato vicinissimo. Ricordiamo anche il collegio di giuria che era presieduto da Enrico Maggio, che è anche responsabile dell'Axi Ciclismo Toscana, mentre il direttore di gara è Aldo Pacini, direttore di gara dell'Axi Ciclismo. Anche questa partnership di questa corsa, partnership, diciamo organizzazione di queste corse amatoriali, è a cura dell'Axi Ciclismo. Qui vediamo, sta passando il gruppo, Spampani era lì vicino, il gruppo era vicinissimo a Spampani e vediamo che la situazione si è evoluta assolutamente. Ci sono degli atleti in fuga, noi diciamo anche li ricordiamo, si tratta di Manfredi e di Edifizi della Incosport, poi si tratta di Ceccarelli del Team Stefan, Lencioni della Via Elisa, poi si tratta di Del Monte della Wisp Comitato Terrile di Massa e infine di Rigirozzo Vincenzo del gruppo sportivo Ontraino. Questi sono questi atleti ora davanti a fare l'andatura. Si tratta di Del Monte, poi alle sue ruote c'è i due atleti della Incosport, si tratta di Manfredi in prima ruota, poi Edifizi in terza ruota, scusate, in seconda ruota Manfredi, Edifizi in terza ruota, poi c'è in quarta posizione, si tratta, vediamo anche gli altri atleti, di Rigirozzo, poi alla sua ruota si tratta di Lencioni e poi chiude questo drappello l'atleta della Stefan, Ceccarelli. Ora a fare l'andatura passa in questo momento Edifizi, Emanuele Edifizi della Incosport. Ora sta passando a fare l'andatura invece Rigirozzo Vincenzo del gruppo sportivo Ontraino, che sta passando alle sue spalle sempre Del Monte, Manfredi. Insomma, i più attivi sono questi quattro. Per ora Lencioni si mantiene a ruota, anche Ceccarelli si sta mantenendo a ruota, scortati sempre imperterriti dalla moto di Daniel Guidi. Qui siamo con il gruppo, distacco del gruppo 35 secondi, gli atleti è sempre Fulvio Valentini nelle prime posizioni del gruppo, lo riconosciamo dopo aver provato il tentativo. Adesso la Stefan ha un compagno di squadra lì davanti, quindi sicuramente anche Del Guasta sta arrivando nelle prime posizioni. Ricordiamo che avendo un compagno di squadra come Ceccarelli, però ovviamente essendo una cosa a categorie, non è neanche facile fare gioco di squadra nel gruppo amatoriale, perché è importante il risultato di squadra, ma il problema è che essendo una gara con le categorie, non una gara a categoria unica, è ovvio che magari Valentini c'è uno davanti dell'M5 e dice: che faccio? Rimango fermo. Se Ceccarelli ad esempio non fosse della sua categoria, a parte che Ceccarelli è della categoria di Valentini, perché sono tutte e due della M5, quindi però comunque sono compagni di squadra. Però può capitare, no, che due compagni siano divisi, però davanti c'è un avversario di un'altra categoria e magari non si voglia lasciare andare la fuga. Siamo tornati con i fuggitivi, siamo al 56esimo chilometro di gara, vantaggio che continua a salire, l'ultimo rilevamento tempi dava 35 secondi, adesso è Del Monte della Wisp Comitato Terrile di Massa a fare l'andatura, dietro di lui è Ceccarelli, poi Manfredi, sta risalendo anche Edifizi, i due compagni della Incosport, bravissimi, sono riusciti a piazzare due atleti al comando. Siamo di nuovo su questo strappo, ovviamente vediamo, poi c'è Rigirozzo della gruppo sportivo Ontraino e poi lo ricordiamo c'è anche l'atleta della Via Elisa Lencioni.
qui ora a fare l'andatura, prova a forzare su questo strappo del monte per vedere se aumenta l'andatura ancora, un po' in difficoltà Ceccarelli in seconda ruota, vediamo che Manfredi aumenta l'andatura, prova a forzare del monte, Agostino Del Monte prova a forzare, Manfredi subito un po' affaticato, occhio perché rischia di cedere Lencioni, in questo momento della Via Elisa, è un po' in difficoltà l'atleta della Via Elisa su questo forcing di Agostino Del Monte, che ha fatto un grandissimo ritmo e ha messo in difficoltà tutti. Lencioni è quello ovviamente che è stato messo più in difficoltà, però dobbiamo dire che è sempre lì, eccoli, è rientrato, rientra, quindi sono sempre gli stessi al comando. Manfredi era un attimino rimasto dietro, probabilmente nessuno si aspettava di un forcing da parte di Del Monte, pensavano la prendesse più regolare, ma così non è stato. Vantaggio di 55 secondi sul gruppo, 55 secondi viene segnalato il vantaggio. Allora, siamo ancora con i battistrada, qui vediamo che c'è il gruppo, anzi c'è il gruppo, questo è il folto, il gruppo che veniva anticipato da Gianni Bonamici del gruppo sportivo Emicicli. Vediamo gruppo molto allungato, si è già stata un po' di selezione, eccolo qui infatti il corridore del gruppo sportivo Emicicli, Gianni Bonamici, che sta anticipando il gruppo di poco, sta provando a venire via, però non è ovviamente facile per lui, anche perché la fuga sembra aver preso abbastanza lascito. È sempre Del Guasta che ha fatto una corsa, sembra essere sempre lui, almeno se non vorrei sbagliarmi, che è sempre lui davanti nelle prime posizioni, che ha fatto una corsa all'arrembaggio, ha coperto prima su Valentini, sta coprendo ancora sulla fuga di Ceccarelli. È ovvio che ora le formazioni che hanno intenzione di andare a chiudere non sono tante, perché la Via Emilia ce n'ha uno, la Stefan ne ha una, la Incosport ne ha due addirittura, la formazione del gruppo sportivo Ontraino ce n'ha uno, quindi anche la WISP, il comitato terrile, ne ha uno, quindi insomma non sono tante le formazioni. Qui è sempre Del Guasta, sì, in effetti è sempre Del Guasta che sta facendo in questo momento l'andatura in seconda ruota, sempre salta di ruota in ruota lui, bravissimo, ancora lì davanti, sta facendo ancora l'andatura sempre. Qui siamo ancora di nuovo con la fuga, siamo al 63esimo chilometro di gara e c'è sempre Federico, Agostino Del Monte è stato uno dei più attivi in questa fuga, perché per tanti chilometri è rimasto lì davanti da solo. Poi vediamo che sta passando ora Lencioni a fare l'andatura, ora sta passando in questo momento Edifizi della formazione della Incosport, poi c'è poi si tratta di Rigirozzo della formazione del gruppo sportivo Ontraino in seconda posizione in questo momento. Diciamo che l'accordo è buono, ultima curva in questo momento, siamo davanti alla System Data e si passerà per il suono della campana. E ultimo giro è il cartello che indicava un giro al termine, siamo ormai l'ultimo giro di valzer, siamo nell'ultimo giro di valzer per questi atleti che da tantissimi chilometri ormai, tanti chilometri sono insieme. Manfredi bisogna fargli comunque complimenti all'atleta della Incosport, perché ci aveva già provato prima con Valentini, poi ripreso, quindi uno dei più attivi sicuramente. Prova a rilassarsi anche Lencioni, era sulla salita, ora si va a fare la salita per intero, quindi bisognerà un po' anche vedere le energie, quali saranno, quali resteranno, quali non resteranno. Vedremo un po' come andrà a finire questa corsa, vedremo, non sarà ovviamente facile. Vediamo, siamo dietro con il gruppo, un minuto il distacco del gruppo, quindi vedremo anche come andrà a finire, come si concluderà più che altro queste prime batterie. Vediamo che sono il gruppo che è allungatissimo, si sta iniziando la salita con i battistrada, li ricordiamo: Edifizi e Manfredi della Incosport, Ceccarelli della Stefan, Rigirozzo del gruppo sportivo Ontraino, Del Monte, uno dei più attivi in questa fuga della WISP, comitato terrile di massa, e poi c'è Lencioni della Via Elisa. Questi sono i battistrada, i 6 battistrada che ormai da diversi chilometri stanno aumentando. Vediamo ora, prova a forzare, sanno tutti che ora è difficile, è partito Vincenzo Rigirozzo, prova a rispondere Manfredi, ma sembra veramente partito bene, il corridore del gruppo sportivo Ontraino. È in difficoltà Ceccarelli, in difficoltà ancora di più, difficoltà Ceccarelli,
difficoltà anche per Lencioni, difficoltà anche per Edifizi, prova a rispondere Del Monte con cosa, ora Edifizi sembra dare Ceccarelli e Lencioni, quelli messi magari un pochino peggio, allora Manfredi, sembra essere riuscito Manfredi a portarsi all'inseguimento del battistrada di Rigirozzo, vediamo anche come andrà, qui siamo con Ceccarelli e con Lencioni, andiamo avanti, si tratta di un duo, Edifizi e Del Monte, ed guardate Manfredi, bravissimo, ha una bellissima gamba, veramente pimpante l'atleta della Incosport quest'oggi, veramente bravissimo, che sta cercando di rimontare su Rigirozzo, su Vincenzo Rigirozzo, è partito bene, rapporto lungo adesso per lui, rapporto lungo, sembra avere il rapporto, la pedalata è buona, la pedalata è veramente veramente buona, ancora per Rigirozzo, per Vincenzo Rigirozzo, ancora lui a fare l'andatura in testa alla corsa, ancora Rigirozzo era uno dei componenti e si sapeva che su questa tornata sarebbe esplosa la corsa, su questa salita sarebbe esplosa, sempre la moto di Domizio Spadi che porta Daniel Guidi a far vedere le immagini in diretta, lì davanti non si è perso neanche un momento Daniel Guidi di questa corsa, sempre lì nel vivo della corsa come è stato, vediamo ancora le immagini di Rigirozzo, sembra aver fatto un po' il vuoto, Manfredi ha provato a reagire, forse rimasto sorpreso da questa atleta perché è partito benissimo, è partito come una fucilata Vincenzo Rigirozzo, quindi è partito benissimo, davvero è partito bene l'atleta del gruppo sportivo del gruppo sportivo Ontraino. Quindi vediamo ancora, sempre qui vediamo la moto di Domizio Spadi che sta seguendo il battistrada per le immagini di Daniel Guidi. Vediamo ancora sempre una buona pedalata e dietro la nostra telecamera si è voltato, come avete potuto vedere, non si vede ancora la sagoma di Manfredi, quindi occhio davvero, non si vede ancora la sagoma di Manfredi, bisognerà un po' vedere che cosa è successo, perché ci sembra strano che abbia perso così tanto Manfredi, o ha avuto un guasto meccanico o qualcosa, perché ci sembra strano, era lì vicino, uno dei più pimpanti, veramente pimpante l'atleta, mentre invece un po' più in difficoltà Emanuele Edifizi, per quello che riguarda ovviamente sarà quello che è, però vedremo. Ancora il battistrada che sta andando, veramente una bella pedalata, vi dicevamo, è partito bene, è partito veramente bene, ha saltato qualche cambio prima, però può essere anche la tattica, arriva dietro la macchina della Ciclo Team Sanginese che si porta dietro al battistrada, la formazione organizzatrice, vediamo primo piano per Vincenzo Rigirozzo che sta facendo ovviamente l'andatura, sta facendo ovviamente un buon ritmo è riuscito, è partito bene, lo dico per l'ennesima volta che è partito veramente bene, e dietro c'era Manfredi, ma non abbiamo più notizie del corridore della Incosport, poi dovrebbe esserci ovviamente Del Monte con Edifizi, i due corridori che erano lì, e poi dovrebbe esserci ovviamente poi dovrebbe esserci il duo con Lencioni e Ceccarelli della Stefan. Svolta a destra, la discesa, svolta a destra, vediamo, facciamo un attimo la situazione, vediamo anche un attimo la situazione, arriva ora Manfredi, e allora probabilmente ha perso un po' Manfredi, vediamo qui, è rientrato su Edifizi e su Del Monte un bravissimo Lencioni, che è un cagnaccio, non ha mollato un secondo, e vediamo, passa ora, no, non c'è più, Ceccarelli, scusate, mi stavo sbagliando, ma il gruppo è lì vicino, sta rientrando ed è Del Guasta, compagno di squadra di Ceccarelli, che sta facendo l'andatura, un gruppo che non è più folto, non potevamo neanche chiamarlo veramente gruppo principale, siamo già con l'arrivo, con i vari sponsor, la Natali, la Axi, Ciclismo, la Natali, come detto, la Vision, la System Data, la Bada, qui vediamo i vari sponsor, qui vediamo lungo dirizzone, ma se lo può godere tutto Vincenzo Rigirozzo, se lo può godere tutto, alza già le braccia al cielo il corridore del gruppo sportivo Ontraino, che guarda dietro, vede in lontananza i corridori al suo inseguimento, ma ormai sa che è fatta, è lui il vincitore di questa prima batteria, è lui il vincitore totale e vincitore della categoria, lui che è un M5, quindi andrà a vincere la sua batteria ma anche la batteria totale. Grandissima vittoria, grande azione,
braccia al cielo per Vincenzo Rigirozzo, gruppo sportivo Un Traino, che va a vincere questa prima batteria, va a concludere vincente, prima posizione, vince la M5 e la gara totale. Vincenzo Rigirozzo, grande vittoria, grande azione sulla salita. Vediamo, non ci sembra essere Manfredi, qualche problema c'è stato. Volata vinta da Lencioni, vediamo, ed è Lencioni che va ad anticipare Di Fizzi, quindi seconda posizione per Lencioni, terzo Di Fizzi, sempre per la categoria dei M5, mentre va a festeggiare Del Monte che è un M6. Agostino Del Monte vince la sua batteria dei G6, quindi del M6, quindi Agostino Del Monte, mentre i primi 3 posti dell'M5, quindi Rigirozzo davanti a Lencioni e Di Fizzi, mentre Del Monte ha vinto la categoria M6, infatti abbiamo visto, non ha fatto volata perché non gli interessava, ha fatto quarto totale, gli basta, ha vinto la sua batteria. Vediamo che le motostaffette della Moto Guzzi stanno facendo vincere, vediamo la volata, vediamo volata, sarà volata, vediamo chi conclude. Quinta posizione, allora quinta posizione per la formazione del Gianni Ciambriello della Cicli Falaschi, che chiude al quinto posto della sua categoria, mentre per la categoria M7 a vincere è stato Alessandro Lenz della New Bike Team 2000, mentre nella categoria M8 a vincere è stato Luciano Massei della Garfagnana Team Cicli Mori, mentre nelle donne a vincere è stata Chiara Turchi della Ciclo Team Sanginese davanti a compagni di squadra Annalisa Bonalguidi e a Clara Bartolini. Questi primi 3, qui altre volate. Ricordiamo anche i primi 5 della categoria M6 del Monteagostino davanti a Luca Mariotti della nuova Team Cicloidea, terzo Alessandro Spampani del Team Stefan, l'Olympia Cycling Team, quarto Riccardo Salani del Team Stefan e quinto Luca Bonalguidi della Ciclo Team Sanginese. Questi primi 5 della batteria della M6. Ricordiamo anche che il motivo, qui vediamo Stefano Silla della System Data, main sponsor non solo della formazione di Sanginese ma anche ovviamente della manifestazione qui, ha dato anche ovviamente alloggio al pre-gara proprio con la sua ditta proprio qui davanti. Dicevamo non vedevamo Manfredi, il motivo per cui Manfredi non lo vedevamo è perché purtroppo ha avuto un incidente in discesa con delle conseguenze ovviamente a livello fisico, sta bene però purtroppo come si sa queste cadute hanno delle ripercussioni a volte e purtroppo questa gara è stata accorciata di un giro proprio perché il medico ha dovuto trasportare con l'ambulanza via Manfredi, c'è stato un ritardo e quindi non si può ripartire senza medico di gara e quindi è stato così il problema, tutto qui. Però dobbiamo dire che a parte ovviamente quel problema lì, lui sta bene, è stato cosciente, tutto, e l'importante è che sia andato bene. È partito ufficialmente con il via dato da Aldo Pacini, direttore di gara della Axi Ciclismo, queste batterie della M1, M2 Elite, M1, M2, M3, M4. Siamo proprio nelle prime battute di questa gara. Ovviamente abbiamo detto dei vincitori di prima. Vincitore di prima, arrivato totale, tra l'altro la gara di prima totale è stato Vincenzo Rigirozzo che ha vinto anche la sua categoria, la categoria M5, mentre per la M6 era in fuga anche lui, è stato Agostino De Monte a vincere, M7 il vincitore è stato Alessandro Lenzi, mentre per la categoria M8 è stato Luciano Massei, la categoria donne invece è stato Chiara Turchi della Ciclo Team Sanginese a vincere. Con le immagini siamo passati al sesto chilometro di gara e c'è un'azione fuori, c'è un'azione in questo momento fuori, sempre immancabile la moto di Domizio Spadi e di Daniel Guidi che segue questi fuggitivi. Noi ora li andiamo anche ad identificare. Si tratta di due atleti della Domestic Street Racing, si tratta di Christopher Martinez e di Mattia Cappella della Domestic Street, poi di Michele Cestari della Team Cicloidea, poi Michele Orlandi del gruppo sportivo Baglini, poi c'è Luca Staccioli del pedale Follonichese. Questi sono gli atleti al comando, questi 5 atleti. Oh, c'è stato un problema meccanico a Mattia Cappella che è rimasto un attimo attardato. Abbiamo visto Martinez un attimo porgi la mano proprio dietro, quasi ad incitarlo al compagno di squadra. Vediamo che Cestari della team nuova Team Cicloidea sta andando veramente, l'ultimo giro non si girerà a sinistra, si girerà a destra, bisogna ricordarlo assolutamente. Passa ora Cappella con un po' di occhio perché è uscito fuori un atleta, sembra essere Stefano Zeni della formazione
della New Bike Team 2001. Sembrava essere lui, la sua sagoma, non lo so. Distacco minimo, però per il gruppo momentaneamente. Ancora tutto da vedere, però Cappella purtroppo ha avuto un problema, un guasto meccanico, quindi sono rimasti questi corridori davanti in 4, non più in 5, e vediamo che siamo piombati al 12° chilometro di gara con la fuga. Vediamo, sono di nuovo in 5, quindi Cappella è riuscito a rientrare, quindi ricordiamoli, Cestari della nuova, che abbiamo visto prima attirare con la maglia bianca della nuova team Ciclo Idea, poi Luca Staccioli della pedale Follonichese, Mattia Cappella e Christopher Martinez con la maglia viola della Domestic Street Racing. Siamo passati ora sotto il traguardo e davanti anche alla System Data, main sponsor di questa manifestazione e soprattutto sponsor anche della squadra che organizzatrice, la formazione presieduta da Claudio Andolfi. Qui vediamo a chiudere invece Michele Orlandi del gruppo sportivo Baglini. Questi sono i 5 corridori che stanno andando, li lasciamo andare. Occhio, c'è una coppia che è uscita, ritardo per questa coppia, 30 secondi. Riconosciamo Stefano Zeni della New Bike Team 2001 e poi della Via Elisa, si tratta di Davide Bianchi. Ritardo per questa coppia, 30 secondi. Ritardo di questa coppia, ripeto, 30 secondi per Zeni e per Bianchi, che si sono portati all'inseguimento dei 5 corridori al comando, che hanno preso il comando proprio diversi chilometri fa e che ormai davanti da soli. C'è un buon accordo davanti, però non è facile andare a chiudere. Noi ora li stiamo seguendo da dietro, li lasciamo andare, aspettiamo il gruppo. Eccolo qui il gruppo, gruppo trainato in questo momento dagli atleti di casa, dagli atleti della Ciclo Team Sanginese, che stanno facendo in questo momento l'andatura. Li vediamo proprio nel primo piano, sono loro che stanno facendo per primi l'andatura. Eccoli qui, ovviamente vogliono fare molto bene, anche perché insomma è Paolo Rilli ora che sta facendo l'andatura sul gruppo, proprio lui, Paolo Rilli, che sta facendo l'andatura della Ciclo Team Sanginese. Ovviamente, come ripeto, vogliono fare molto molto bene, mentre qui siamo piombati al 17° chilometro di gara, sempre con i fuggitivi. Ora è Luca Staccioli che sta facendo l'andatura in testa al gruppo, al gruppetto dei fuggitivi. Eccolo qui. Poi dietro di lui vediamo Cappella, poi c'è Cestari e poi dovrebbe esserci, vediamo, Martinez e chiude Orlandi. Eccolo lì con questi 5 atleti al comando. Sono tutti di categorie un po' diverse, sono tutti categorie molto diverse, perché ad esempio Staccioli è della formazione della M4, se non vorrei sbagliarmi. Staccioli è della M4, mentre Cestari è della M3, mentre poi ovviamente gli altri dovrebbero essere M2 e M1, i due atleti Martinez e Cappella, quindi ognuno sono della categoria differente. Forse ci dovrebbe essere lotta tra Orlandi, forse è della stessa categoria di Staccioli, sì. Qui siamo dietro e c'è Stefano Zeni da solo, quindi Zeni da solo, è rimasto da solo, non c'è più Bianchi dopo 17 km, quindi i 5 al comando. Zeni, ritardo di Zeni, 45 secondi, è salito il distacco dell'atleta della New Bike Team 2001, ma ovviamente è rimasto da solo, non c'è più neanche l'aiuto di Bianchi. Eccolo qui il gruppo, arriva ora anche il plotone con la testa del gruppo, ovviamente allungatissimo e ridottissimo, dobbiamo dire, molto ridotto. C'è stata abbastanza selezione, che sia stato probabilmente anche il caldo che abbia fatto un po' di selezione su questa corsa, però dobbiamo dire che sta venendo fuori una corsa molto animata rispetto alle prime categorie, alla prima batteria, dove c'era stato ovviamente diversi tentativi, però invece qui intanto ripetiamo che nel mezzo distacco del gruppo 1 minuto e 10 secondi, quindi Zeni che ha quasi 20 secondi di vantaggio sul plotone, quindi da solo l'atleta della formazione della New Team Bike 2001. Qui ora sono gli atleti della Team Ciclo Sanginese, formazione di casa, la formazione del presidente Claudio Andolfi, che ovviamente sta cercando, ovviamente
vorranno fare anche bene, chiaramente, vorranno anche fare molto bene essendo la casa, però devono muoversi ora perché il vantaggio è già oltre il minuto, 1 minuto e 10 per la fuga. Mentre siamo tornati con le immagini, siamo al 28esimo chilometro di gara, siamo con i 5 corridori all'attacco. Eccolo qui il primo piano di Orlandi, c'era Martinez prima a fare l'andatura, Orlandi della formazione della Baglini. Ecco qui invece del pedale follonichese, si tratta di Luca Staccioli che sta pilotando ora il drappello. Qui invece il primo piano del corridore della nuova team Cicloidea, ovvero Cestari, Michele Cestari. Qui vediamo Cappella, quello lì Martinez. Primo piano, come detto, sono due compagni di squadra ma di categorie diverse, quindi ognuno ha il suo interesse. Vediamo che parlottano, vediamo che Staccioli sta parlottando un po' con diversi atleti di questo dei suoi compagni di avventura. Li lasciamo scortati dalla mota sempre di Daniel Guidi e siamo dietro una coppia, non c'è più Stefano Zeni all'inseguimento, sono due atleti all'inseguimento. Si tratta di Paolo Rilli in primo piano, eccolo qui, della formazione del team della Cicloteam Sanginese, e poi Matteo Pomini della Cycling 06. Eccoli qui, sono distacco per loro, un primo e 30 secondi, continuano ad aumentare. Probabilmente una volta ripreso Zeni il gruppo si è fermato, loro sono partiti di rimessa. Paolo Rilli, atleta possiamo dire di casa, perché vista anche la maglia che indossa, per lui sarà una gara, vuole fare molto bene, vuole far bene, vuole essere ovviamente protagonista, vuole che la sua formazione, la formazione di casa, sia protagonista. Vediamolo qui, si parlano, sembra aver detto qualcosa Pomini a Rilli. Andiamo dietro e vediamo che tre atleti stanno cercando di uscire dal grosso del plotone. Gara che è veramente esplosa in questo momento. Vediamo ancora, stanno cercando, quindi gruppo allungato è Stefano Zeni, attivissimo l'atleta della New Bike Team 2001, bravissimo, molto attivo, è di nuovo riuscito ad entrare in un tentativo di fuga. Abbiamo visto passare anche alcuni atleti della Cycling Team, della Cicloteam Sanginese. Insomma, gara che è esplosa anche perché il gruppo non è più tanto folto, quindi è un gruppo che avrà una ventina di unità, non di più, una 25ina di unità, quindi chiaramente ogni momento è buono per provare la fuga, ogni momento è buono. E qui vediamo che ci avevano provato tre atleti, qui sono gli atleti della Via Elisa che stanno cercando di venire fuori, anche loro rimasti fuori, diverse formazioni rimaste fuori, e loro bisogna sorprendere. Gruppo che può tornare compatto alle loro spalle, distacco che supera ampiamente il minuto, perché il distacco è praticamente di 1 minuto e 50. Siamo al 40esimo chilometro di gara, siamo con la fuga, a chiudere Orlandi della Baglini. Fuga che, ripetiamo, ha un vantaggio di 1 minuto e 50 quindi sul gruppo, distacco di un vantaggio di 1 primo e 30 secondi su due atleti, Rilli e Pomini. C'è un buon accordo, dobbiamo dire, fin qui c'è stato accordo, non c'è stato nessuno che ha saltato i cambi, quindi momentaneamente è stata una situazione che vede in maniera perfetta, perché nessuno ha mai saltato un cambio, stanno girando con regolarità, quindi è importante anche questo, trovare una fuga dove si dà una mano. E ovviamente è l'intento, è nell'intento di tutti. Ora era Martinez a fare l'andatura, chiede subito il cambio a Cestari, poi dietro di lui è Cappella, poi c'è Staccioli che parla ancora con il nostro operatore, mentre chiude ora Orlandi. È un po' frenetico Staccioli, no? Chiede, probabilmente vuol sapere il vantaggio, non si fida o sa che è un'occasione ghiotta. E vediamo, occhio, perché sono 4, non più in 2, sono 4 atleti all'inseguimento. Vediamo di chi si tratta. Vediamo chi si tratta, li stiamo guardando, vediamo, sono Pomini. Allora, Pomini sicuramente, poi c'è Basile, non c'è più Rilli, ma Paolo Rilli, ma c'è Basile della New Team, della Ciclo Team Sanginese, poi c'è Pinocchi della Stefan e poi c'è Nomellini della 06, anche lui. Infatti eccolo qui il primo piano di Nomellini, compagno di squadra di Pomini, passa ora invece Pinocchi, ed eccolo qui invece Basile. Prima c'era il suo compagno Paolo Rilli con
Popomini niente da fare, probabilmente si è staccato. Il distacco di questi qui è 1 minuto e 50, quindi occhio, li lasciamo andare questi 4 e vediamo che ci sono 6 atleti, è esplosa letteralmente, riconosciamo la sagoma di Zeni, di Stefano Zeni e della New Bike 2001, della New Bike Team 2001. Poi vediamo insieme a lui viaggiano della Villa Elisa, Meneghini, Prestianni, poi c'è Bastiani della Olimpia Cycling Team, Taccetti della Sanginese e Rossi della Capannolese. Questi 6 atleti all'inseguimento, distacco per loro 2 minuti, 2 minuti il distacco di questi corridori sulla testa della corsa. 2 minuti il distacco. Zeni, bisogna dire che ha fatto una corsa anche lui all'attacco, ci aveva provato prima da solo a rientrare, un cagnaccio, non ha mollato un metro, non ha mollato mai, ci ha provato tante volte. Qui siamo con l'avanguardia del gruppo, ritardo superiore ai 2 minuti per il gruppo, se si può chiamare gruppo. Vediamo che quelli della Sanginese un attimino erano lì davanti, ora quelli della Cicloidea ci stanno riprovando ad uscire, ma penso che romperanno più i cambi per il compagno Cestari che era lì davanti, almeno, o forse mi sono sbagliato perché la maglia assomiglia molto alla maglia della nuova team Cicloidea con la formazione della WISP, del comitato terrile di massa, quindi poteva essere magari quella maglia lì, perché ho visto la maglia che assomigliava di più a quella di Del Medico della prima gara. Siamo tornati con i fuggitivi, siamo al 50° chilometro di gara, si passerà sotto il traguardo e ci sarà il suono della campana. Primo piano per Luca Staccioli, poi Orlandi, i due della formazione della Domestic Street Racing, ovvero Cappella e Martinez, e poi Cestari, scusate, della formazione della nuova Team Cicloidea. Sempre scortati dalla moto di Domizio Spadi e di Daniel Guidi, che non si è perso un attimo, non si è perso neanche un'emozione. Svolta a destra, si è passati davanti alla System Data, ultimo giro sarà l'ultimo giro di valzer per questi atleti. Ovviamente è importante ora che vadino d'amore e d'accordo. Vediamo che ora Staccioli continua a parlare con i suoi compagni di avventura. Dicevamo della System Data di Stefano Silla, che ovviamente è main sponsor di questa manifestazione, nonché ovviamente sponsor della formazione di patron Claudio Andolfi. Siamo dietro, il ritardo di questo 2:15 ritardo di questo atleta è Basile del team ciclo sanginese. Basile prova a venire via, si sono riuniti i due drappelli, il drappello davanti che erano in 5, erano in 4 e il drappello indietro che erano in 6, si sono uniti, c'è una decina di corridori. Ora però prova a venire via Basile, siamo all'ultimo giro, ovviamente vuol provare a regalare una vittoria magari al suo presidente. Ovviamente difficile per un motivo, tutte le categorie sono impegnate davanti, tutte davvero, dalla prima all'ultima, però anche un piazzamento sarebbe bene ricordarlo. Io dico che sono tutte occupate perché ovviamente Basile è un M1 e davanti c'è Martinez ovviamente che potrebbe fregarlo, però il vantaggio è buono, 2:15. Vediamo che era Pinocchi, è Pinocchi della Stefan a chiudere il drappello di corridori. Vediamo ancora, siamo con questo drappello, oltre a Basile ci dovrebbe essere Paolo Rilli della formazione della Sanginese, poi ci sono 3 atleti della Via Elisa. Vediamo, poi abbiamo detto di Pinocchi della Stefan, insomma della Capannolese, insomma gli atleti prima. Non c'è Zeni, mi sembra, non mi è sembrato di vedere Zeni. E siamo piombati con i fuggitivi al 57° chilometro di gara. Tra un po' inizierà la salita per intero la salita del Sanginese, come è definita, la salita di Sanginese, come viene definita, come viene chiamata, come si chiama. Eccola qui, è iniziato lo strappo di Sanginese. Ovviamente in cima non si volterà a sinistra per scendere subito, ma si andrà verso destra. Eccola qui. Ancora è Martinez ora che chiude. Occhio a Staccioli, occhio perché si porta in testa al gruppo. No, è Cestari che continua a fare il ritmo. Già durante la prima tornata aveva fatto vedere, ovviamente essendo più lunga la salita, ora bisognerà vedere chi ha gambe. Cestari sta facendo un buon ritmo, mi sembra sia un po' in difficoltà Orlandi. Anche Cappella mi sembra sia un po' in difficoltà. Occhio al forcing di Cestari, occhio al forcing, si svolta in questo momento a destra.
questa salita qui, un piccolo aneddoto, questa salita qui veniva, c'era un circuito a Colle di Compito, la gara degli allievi, si faceva per 8 volte la salita proprio di San Ginese, per 8 volte, un circuito mi sembra di 2 km o poco più, 2-3 km poco più, dove nel 2008 trionfò Mirko Trosino della Vecchianese davanti al compagno di squadra Christopher Machelutti. Me lo ricordo questo piccolo aneddoto delle 8 volte la salita, perché si è svoltato lì, era proprio dove si girava, no? Dico noi perché nel 2008 io l'ho affrontata proprio in quell'anno lì, era uno dei percorsi di Colle di Compito classico del mese di agosto. Siamo con fuggitivi, e Cestari. Occhio, devo dire, è stato sempre dietro Luca Staccioli, però ora si è portata a ruota di Cestari, e come a voler tirargli una botta, come a voler provare a tirare la stilettata, no? Perché secondo me ha voluto un attimino riposare le gambe per la salita, perché molte volte l'abbiamo visto in fondo al drappello, proprio prima di iniziare la salita era in fondo, si è portato subito davanti, occhio perché mi sembra c'è Martinez. Orlandi è in difficoltà, Orlandi era in difficoltà, vediamo, buona la pedalata anche di Cappella. Cestari ovviamente sta facendo, occhio a Staccioli, ha messo le mani sotto e ci prova lo scatto di Luca Staccioli del pedale Follonichese, vediamo, ci sta provando, prova ancora Staccioli, ancora si alza sui pedali, forcing, occhio, vediamo, risponde Cappella, ora ovviamente non è salita piena, un po' di falso piano, ma tende sempre a salire, rapporto lungo per l'atleta del pedale Follonichese, arriva Cappella, riesce a rientrare Cappella della dinamica e rientra anche Cestari, brillantissimo anche l'atleta della nuova team Cicloidea. È ancora bravissimo Cestari, ha fatto tutta la salita praticamente davanti, poi non mi sbagliavo perché lo avevo visto, stava lì, ha messo le mani sotto ed è partito, ha tirato una stilettata che ha messo in difficoltà, mi sa, Martinez e Orlandi, perché Martinez non lo vedo, la nostra telecamera non fa andare avanti nessuno, quindi non c'è, e Orlandi era già in difficoltà prima, probabilmente ha pagato l'ennesimo scatto, l'ennesima sollecitazione di andatura. Siamo ancora, ritorna davanti a fare l'andatura Cestari, molto più magari scalatore rispetto a un possente Staccioli che, occhio però, perché continua a mantenere le mani basse Staccioli, quindi direi di stare molto attento. Vediamo ancora che cosa succederà. Qui si giocano, ovviamente sono 3 prime categorie, nel senso che M2 per Cappella, M3 per Cestari, M4 per Staccioli, quindi ognuno di loro ha l'interesse di sa che si giocheranno loro. Vediamo, si volta, dietro la moto ovviamente immancabile di JD Speaker, e non c'è Martinez staccato, quindi sia Martinez che Orlandi. Orlandi era già inaffaticato sulle prime rampe quando c'era il forcing di Cestari, chiaramente quando c'è stata la stilettata, l'attacco di Staccioli è venuto a mancare. Ora inizia a scendere la strada, svolta a destra, ha provato a fare la famosa falcianata, come direbbe Magrini, come direbbe Riccardo Magrini, no? Staccioli, però non c'è riuscita, da bravissimi sia Cappella che cosa. Li lasciamo andare, facciamo un attimo la situazione. Allora, passano poco distanti sia Martinez che Orlandi, che è riuscita a reggere l'atleta. Orlandi è riuscita a reggere, siamo all'arrivo con i vari sponsor, la Vision, la Natali, la Bada, la System Data, che ha la Axi Ciclismo, che ovviamente ha aiutato per l'organizzazione. Ovviamente vediamo, siamo sul lungo di Rizzone, sembra essere Staccioli riuscire a venire via, ovviamente in salita non è andato male, ma il passo forse potrebbe essere ancora di più, il suo terreno sembra con una progressione riuscire a venire via, non è neanche una volata, è avanti, mi sembra che abbia una 50 di metri. Staccioli è da solo, sicuramente è da solo, prova a rimontare, a rialzarsi sui pedali per la vittoria generale, questa vittoria generale. Staccioli è sempre davanti, va a vincere Luca Staccioli del pedale Follonichese, va a vincere davanti a Cappella e a Cestari. Poi arriva ora Martinez in quarta posizione e arriva anche Orlandi, che chiude ovviamente al secondo posto di categoria, è l'unico che non festeggia praticamente, il povero Michele Orlandi. Quindi per quanto riguarda le categorie, la categoria M vince la categoria totale, la gara totale, e la categoria Luca Staccioli dell'M4, poi la categoria M3 vinta da Michele Cestari, Mattia Cappella vince la M2, la M1 la vince
c'è Christopher Martinez. Sta arrivando un atleta della formazione della Cicloteam Sanginese. Ricordiamo che il secondo posto per la M4 c'è già, che è Michele Orlandi, giunto, purtroppo è l'unico che non ha festeggiato, purtroppo davvero ci dispiace perché comunque se la meritava. Prova la volata lunga, anche volata nel gruppo per un piazzamento, vediamo la volata. Allora arriva ora un atleta, sembra essere Basile, volata, la va a vincere. Allora Basile si piazza al secondo posto dietro a Martinez, mentre Zeni si piazza terzo dietro a Bastianni. Quindi secondo Bastiani, terzo Zeni della M2, questa categoria M2, quindi M2 e Cappella davanti a Bastiani e a Zeni, mentre Martinez vince davanti a Basile. Poi c'è Stari che vince invece davanti a Ferri, e poi invece per quello che riguarda il terzo posto per la M4 è ancora da decidere. Questa sarà la volata decisiva, vediamo, volata, sono gli atleti del team, mi sembra la maglia della Team Ciclo Sanginese, vediamo, lunghissima la volata, qui si decidono anche altre posizioni, vediamo la volata totale, vediamo, per vedere per il piazzamento, una piazza d'onore, vediamo se ci sarà, e altri arrivi in questo momento. Si va a delineare tutta la situazione, e ovviamente tutta la situazione si va a delineare. È stata una giornata, ricordiamo quindi le vittorie di questa qui, è stato Samuele Taccetti della Ciclo Team Sanginese a vincere nella categoria Elite, Martinez per la Domestic Street Racing ha vinto per la categoria M1, stessa formazione Mattia Cappella della M2, Cestari della nuova Team Ciclo Idea per la M3 e Luca Staccioli che ha vinto la gara totale e ha vinto del pedale folonichese. Grande giornata organizzata amatoriale, una mattinata speciale. Andiamo alle interviste di Rito. Siamo con Aldo Pacini. Quando si parla di Aldo Pacini si parla di Axi e si parla di direzione di corsa. Aldo, io credo che oggi qua in questo 10° trofeo Ciclo Team Sanginese si sia messa veramente in pratica quello che è Axi, una corsa spettacolare con un percorso inedito e una vera corsa fatta da amatori però. Sicuramente è stata una bellissima corsa sia nella prima partenza che nella seconda partenza. Il vento è stato determinante, il percorso anche, perché il percorso è stato veramente selettivo. Comunque è venuta fuori una corsa che meritava dei numeri in più sicuramente. Sicuramente le scorte tecniche Moto Guzzi di Prato, capitanate da Domizio Spadi, ho visto che eravamo in diretta, sì che abbiamo notato quanto vi siete parlati o quanto vi siete coordinati, sempre per garantire la prima cosa utile, perché poi non ci interessa nulla chi vince, ma ci interessa la sicurezza degli atleti. Sicuramente da un punto di vista della sicurezza questo devo ringraziare non solo il gruppo di Prato, ma anche l'organizzatore che ha voluto uno staff di questo genere che ha permesso a tutti quanti di lavorare in tranquillità. Complimenti a tutti, torno a ripetere, sarebbe stato giusto per l'organizzatore avere qualche numero in più perché la manifestazione veramente lo merita. Sono con Enrico Maggio, responsabile Axi del regionale toscano. Attenzione Enrico, io credo che partiamo subito dal percorso, un percorso spettacolare, l'ho vissuto in diretta, veramente oggi era corsa. Grazie Daniel, il percorso era abbastanza impegnativo. Perché? Perché ci sono dei tratti che vanno rivisti e i percorsi vanno tutti omologati. Non bisogna improvvisarsi con un percorso che non è idoneo per le corse amatoriali. Guardavo te infatti perché mi guardi e sorridi. In effetti soltanto chi prova i percorsi, quindi il ciclo amatore, riesce a capire veramente qual è un percorso che può essere idoneo per lo svolgimento di una corsa di questo livello. L'ultimo giro, fatto al contrario, prova la montagna. La salita è anche quella impegnativa, con dei tornanti diciamo tecnici, perché soltanto l'amatore che ha tanti chilometri alle gambe riesce a sostenere. Durante questa corsa abbiamo avuto anche un infortunio, ci siamo sentiti con il medico e con il ragazzo che è all'ospedale cosciente, ha commesso un errore che a volte succede in queste circostanze, in questa giornata che dall'inizio è partita un attimino piovosa, incerta, poi si è alzato anche il vento e quindi non è facile mantenere sia la costanza, il ritmo e soprattutto il percorso, come dicevo prima, impegnativo. Questo è. Comunque
Per quanto riguarda la Toscana stiamo lavorando abbastanza bene, le società tutte, di tutti gli enti, sono consapevoli che bisogna stare uniti, unirsi per poter arrivare ad avere dei numeri consistenti e soprattutto gente competente, che al giorno d'oggi manca sempre. Sicuramente abbiamo riscontrato, ripeto, sul percorso abbiamo visto quando si parla di sicurezza, la percentuale di sicurezza che è stata adottata. Axis sa benissimo che è divertimento, però bisogna divertirsi in tutta sicurezza. Io credo che oggi questa competizione sia stata blindata al massimo. Esatto Daniel, noi puntiamo sulla sicurezza, la sicurezza prima di ogni altra cosa, perché quando una persona si sente a suo agio, corre e fa le volate che sono state fatte oggi, ma soprattutto la media, perché si parla di una media impegnativa e importante anche con questo dislivello che c'era oggi. Un dislivello che tante volte mette a dura prova anche quello che dicono la corsa è dura e vince gli scalatori, perché non ci dimentichiamo che la prima competizione, è vero, ha vinto un uomo a solo, però se te ci pensi bene la seconda partenza dei giovani si è risolta in pianura, su un attacco in pianura a 1,5 km all'arrivo, perché erano sempre 5 unità che non avevano avuto selezioni sulla salita, che fondamentalmente anche dura, ma quando si dice dura non bisogna scappare da una corsa dura, ma secondo me bisogna farla perché a volte nascono delle sorprese. Chiaro. Già siamo ad agosto, quindi i corridori sono abbastanza allenati, hanno fatto tantissimi chilometri e quindi questa si poteva proporre in questo periodo dell'anno. Sperando, ragazzi, cosa vi devo dire, che da settembre continuiamo ad andare per la via del meglio, però la vedo dura sperando che non ci chiudano per questo Covid che ci ha colpiti negli ultimi anni. Enrico, noi ti ringraziamo, veramente scongiuriamo questo tipo possibile di pericolo e ti facciamo più i nostri complimenti e ti diamo buon lavoro per il tuo proseguo. I prossimi impegni tuoi? I miei prossimi impegni saranno 2 altre corse dopo settembre, ripeto, Covid permettendo, e poi già da adesso stiamo iniziando a lavorare con le società per il calendario dell'anno prossimo, ripeto, sempre se sarà possibile effettuarlo. Vi rubo ancora 2 secondi, ringrazio tutti, il team sanginese, Claudio Andolfi che è un grande, la System Data che ci ha dato la possibilità di fare questo e l'Axi e le società che sono intervenute oggi. Grazie a tutti. Siamo con Claudio Andolfi. Claudio, siamo oggi qua al 10° trofeo Ciclo Team Sanginese, un trofeo tanto particolare perché è il ricordo di Andolfi Ricciardo che è tuo padre e poi il primo trofeo Torelli Paolo. Io dico una cosa, quando si parla di Sanginese si parla sempre di gran fondo, si parla di tanta attività in quello che è il mondo amatoriale, importante, ma oggi avete voluto dimostrare come 9 volte fa che si possono fare corse amatoriali con un percorso ondulato e viene delle grandi cose. Sì, è venuta una bella corsa, bella animata in tutte e 2 le fasi, della prima corsa e su quelli più anziani e più giovani dopo. C'è stato uno che è caduto, però non è niente di particolare, abbiamo dovuto ritardare un quarto d'ora la seconda partenza, però è andato tutto bene ugualmente. Poi quando si portano in fondo certe giornate così che non piove e ci doveva essere acqua, siamo contenti. Non troppo degli iscritti, che abbiamo avuto un po' di defiance da qualche squadra che non è voluta venire. Però i premi noi, come vedete là dentro c'è i premi, 100 sacchetti di premi per tutti, per i poveri, vengono. I trofei sono dei bei trofei, anche col prosciutto, quello però me lo volevo portare a casa io ma me l'è andato. Sicuramente poi si parla di premi, si parla di trofei e tutto, ma io già con la direzione di corso ho parlato di sicurezza, di quello che avete messo in pratica, e quando si parla di sicurezza, come dico sempre io, non c'è un atleta di primo livello o di secondo. Quando si parla di sicurezza tutti devono essere importanti e tutti bisogna vincere con la sicurezza. Sì, difatti abbiamo messo una marea di transenne, tutto il percorso frecciato, con persone qualificate a terra, non mettiamo quelle della Moto Guzzi che quelle sono ormai patentate da diversa storia, però in altro modo non si poteva fare meglio,
perché è organizzata alla perfezione. Andiamo a ringraziare anche System Data che proprio e tutti gli altri sponsor, no Claudio, che bene o male hanno reso fattibile questa manifestazione, e poi ti vorrei domandare i prossimi tuoi impegni col tuo team sanginese. Allora, il signor System Data si chiama Stefano Silla e lui è tutto questo complesso, e in Parole Povere ci mantiene noi anche, oltre che tutta la sua ditta mantiene anche il sanginese. Perciò un tanto di cappello al signor Silla Stefano e un ringraziamento particolare a tutta la sua azienda perché ci è molto vicina. Poi i nostri impegni, ti posso dire quello di stasera, le Valle Transenne e smontare tutto, però a parte scherzi, sulle Gran Fondo abbiamo fatto quelle poche che Gran Fondo si è fatto, l'abbiamo portate tutte a termine con successo, abbiamo avuto delle vittorie proprio assolute anche. Poi sui circuiti siamo sempre sul podio, e sulla mountain bike quella abbiamo 4 alfieri che dominano anche quella. Allora, noi ringraziamo da parte dello staff di Toscana Sprint e di tutti veramente le atleti proprio il signor Silla del System Data, perché se oggi noi siamo anche qui è grazie anche al Silla, sicché un grazie generale a lui, e spero veramente che continui con lui come tutti gli altri imprenditori a credere in questo ciclismo e che si possa andare avanti. Noi è dal 2000 che siamo qui, sarebbe il 21, ma noi si festeggia il 20° per via dell'anno scorso che non si è corso mai. Grazie a tutti però, a voi, agli sponsor, ai corridori che sono intervenuti e al signor Maggio e signora, e poi a tutto il suo staff della Membo. Grazie a tutti.